Buongiorno, benvenuti. Iniziamo la penultima giornata del nostro festival con una domanda importante che riguarda soprattutto le giovani generazioni. Ringrazio le docenti che hanno portato le loro classi qui ad ascoltare questo confronto. Come dare forza al pensiero alternativo che è ignorato oppure messo all'angolo dal potere? Abbiamo chiamato, sono qui con noi per parlarne, Annalisa Camilli, che il pubblico di Vicino Lontano già conosce, giornalista di internazionale, ma scrive per importanti testate, ha vinto anche importanti premi giornalistici. È autrice della Legge del mare e di Un giorno senza fine, storie dall'Ucraina in guerra. Ma soprattutto è autrice, ed è la ragione per cui l'abbiamo invitata a essere qui con noi questa mattina, di un podcast per internazionale, Limoni, dedicato al G8 di Genova, che soprattutto ai ragazzi consiglio vivamente di ascoltare, perché è un lavoro davvero straordinario, veramente molto bello, che vale la pena di ascoltare per capire che cosa è successo. Poi è con noi Simone Ficicchia, giovane attivista di ultima generazione, pratica la disobbedienza civile non violenta dal 2022, ha a suo carico una quarantina di denunce. E con noi anche Walter Molinaro, è stato delegato della FIOM CGIL al Centro Ricerche Alfa Romeo, protagonista in Fiat delle battaglie sindacali per le violazioni dello Statuto dei lavoratori, ed è stato anche responsabile dell'innovazione e sviluppo e del bilancio di sostenibilità di Coop Lombardia, con cui tuttora collabora. A moderare questo confronto il nostro compagno di lavoro di quest'anno, Alen Loreti, co-curatore del festival, è il biografo ufficiale, come sapete, di Tiziano Terzani, è stato il curatore, tra gli altri, dei 2 volumi dei Meridiani Mondadori dedicati alle opere di Tiziano Terzani, e a lui lascio la parola. Grazie Alen. Grazie Paola. Grazie a tutte e a tutti per essere qui. Potere è la parola guida di quest'anno. Potere di chi lo esercita, potere di chi lo subisce, potere come autorità, ma anche nell'accezione verbale potere come possibilità di cambiamento. Gli ospiti che abbiamo invitato oggi sono 3 persone che ogni giorno si misurano con il potere. Una giornalista d'inchiesta, un sindacalista e un attivista per l'ambiente. Tiziano Terzani diceva che ci sarà sempre bisogno di testimoni, avremo sempre bisogno di testimoni, perché i testimoni sono le orecchie, il naso, la bocca e soprattutto gli occhi di chi non può essere fisicamente presente. Io non ero in Ucraina, a Kiev, mentre c'erano i bombardamenti. Annalisa sì. Io non ero al G8 di Genova, mentre succedeva quel che succedeva. Annalisa sì. Io non ero in fabbrica con gli operai per le lotte. Walter sì. Io non ero in piazza a manifestare per una nuova coscienza ambientale. Simone sì. Per cui le loro testimonianze sono estremamente importanti, perché abbiamo bisogno di un testimone dell'informazione, perché c'è bisogno che qualcuno cerchi la verità. Abbiamo bisogno di un testimone del lavoro, perché c'è bisogno che qualcuno ci ricordi di garantire la dignità del lavoro. E abbiamo bisogno di un testimone dell'ambiente, perché qualcuno ci ricordi che la nostra salute e la salute del pianeta sono strettamente legate. Se ci pensate bene, basta che manchi anche uno solo di questi elementi e siamo nei guai, finiamo nei guai. E sono tutti elementi che hanno a che fare con il potere e spesso con le ingiustizie. Siccome stasera si assegnerà il premio internazionale Tiziano Terzani, voglio partire da una riflessione di Tiziano Terzani, una confessione fatta al figlio Folco poco prima di morire nel luglio del 2004. Ve la leggo, sono veramente poche righe. Tiziano Terzani dice al proprio figlio: ecco, di nuovo senza che io me lo sia detto una mattina facendo un voto, senza che io ci sia arrivato attraverso constatazioni altrui, io ho sempre provato una ripulsione per il potere. Forse nel fondo sono un anarchico, ma a me vedere un presidente, un ministro, un generale,
tutti con la loro aria tronfia, tutti con la loro pillola da rivenderti, mi ha sempre fatto ribrezzo. Il mio istinto è sempre stato di starne lontano, proprio stare lontano dal potere, mentre oggi vedo anche tanti giovani che godono, che fioriscono all'idea di essere vicini al potere, di dare del tu al potere, di andarci a letto col potere, di andarci a cena col potere, per trarne lustro, gloria, magari delle informazioni. Io questo non l'ho mai fatto. La può chiamare, se vuoi, una forma di moralità. Terzani per tutta la vita si misurò col potere. Per 5 anni fu manager all'Olivetti negli anni 60, poi per 25 anni fu un reporter tedesco in Asia, perché lavorò per un settimanale tedesco, non era un reporter italiano. Si misurò col potere perché venne messo sulla lista nera dai vietnamiti, fu cacciato dalla Cina, fu quello stesso potere che clamorosamente in Italia si racconta che addirittura i dirigenti del Partito Comunista Italiano gli tolsero il saluto durante la festa dell'unità, perché Terzani si era permesso di raccontare che cos'era la Cina post-maoista e cos'era successo in Cambogia. Fu quel potere che impedì a Terzani 20 anni fa, 21 anni fa, di vedere pubblicate le proprie opere in America o nei paesi anglosassoni. Per cui, se ci pensate, conservare una moralità di fronte a tutte queste difficoltà non è facile, si è sempre messi alla prova. Allora io oggi vorrei vedere come i nostri testimoni, i nostri ospiti sono stati messi alla prova. Io vorrei cominciare da Annalisa Camilli. Vi do del tu in maniera confidenziale, permettetemi questo. Annalisa, siamo schiacciati sull'istantaneità, anche sulla distrazione. Spesso l'informazione è più che altro intrattenimento. Sappiamo bene che l'informazione veloce non è conoscenza, però l'informazione è importante. Lo vediamo con quello che sta succedendo in Ucraina. Appena scoppia una guerra, la prima cosa che muore è la verità. Si cerca subito di tappare la bocca a chi racconta la verità, scatta subito la disinformazione, il potere si approfitta in qualche modo della sprovvedutezza della gente, e tu sulla disinformazione ti sei fatta le ossa al G8 di Genova, quando avevi 21 anni, lo ricordava prima Paola, ti sei occupata proprio poco tempo fa di un bellissimo podcast che vi invito davvero a riascoltare, è veramente un'inchiesta lunga, perfetta, accurata su quello che è successo a Genova. E se io penso a Piazza Limonda, Bolzaneto, Scuola Diaz, ho già in mente delle immagini. Penso che sono immagini che squalificano totalmente questa Repubblica Democratica fondata sul lavoro, perché all'epoca di democratico in quei giorni non c'è stato niente, c'è stata soprattutto violenza. Allora ti chiedo, secondo la tua esperienza, all'epoca come è stato usato il potere e che cosa ti spaventa di più del potere? Grazie, buongiorno, innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, sono davvero molto contenta di essere tornata qui e questa parola potere in questo momento ha un peso molto importante, perché dicevi è una parola molto ambigua. Da una parte chi fa il giornalista, la giornalista deve avere un rapporto molto conflittuale col potere. Diceva Orazio Verbinski, che è un grande giornalista d'inchiesta, che ha scritto l'inchiesta sui voli della morte, svelando come il regime di Videla in Argentina eliminava i dissidenti politici. Diceva Verbinski, il giornalismo è portare alla luce quello che il potere appunto vuole tenere nascosto. Se non fa questo, se non fa questo lavoro di scavo, di portare alla luce appunto quello che chi gestisce il potere vorrebbe far tacere, è propaganda, non è buon giornalismo, è tenere il microfono e fare da cassa di risonanza addirittura al potere. Ma il giornalismo è anche, così lo conosciamo, appunto un potere. È un potere di controllo e solo in questo senso appunto che trova la sua legittimità, la sua forza, e quindi io credo che non c'è un altro modo di fare la giornalista, il giornalista, che non avere un rapporto davvero conflittuale e interrogativo rispetto a chi una postura sempre interrogante
diffidente rispetto a chi gestisce il potere. Il nostro compito è quello di verificare quali sono gli effetti delle politiche appunto sulla vita delle persone e appunto portare alla luce gli abusi, l'arbitrio, no? Il potere è sempre arbitrio, ha sempre con sé una parte di arbitrio. Ora, in questo paese la stampa ha una storia particolare. La prima agenzia di stampa si chiamava Stefani ed era un'agenzia di propaganda del fascismo. In questo paese il giornalismo ha avuto sempre un rapporto abbastanza incestuoso col potere. Il giornalismo si è sempre seduto di fianco e non davanti al potere. È interessante che tu citi appunto l'esperienza di Tiziano Terzani, è giusto ricordarlo, che ha lavorato appunto soprattutto per la stampa straniera, perché in altre tradizioni è molto forte il patto che si fa con i lettori prima di tutto. Il potere che esercita il giornalista, il potere di controllo, non lo esercita per sé, non è un semplice individuo, un semplice testimone. In quel momento deve provare il più possibile a interpretare quello che è l'interesse di tutti, no? E di nuovo c'è un altro termine critico, un altro termine che ci pone più domande, no? Di quante non ce ne risolva, perché evidentemente sempre di più si sta sfaldando questo patto tra lettori e giornalisti e giornali. Un giornalista da solo non può veramente esercitare questa forma di controllo rispetto al potere. C'è bisogno che abbia dietro di sé una redazione, quindi un collettivo in qualche modo che lo aiuti, che lo protegga, che completi la sua visione anche parziale nello stare dentro le diverse situazioni, ma soprattutto c'è bisogno dei lettori, di un patto che in qualche modo si fa con chi ti legge e che ti dà appunto questo compito, questa responsabilità di stare nelle cose il più possibile in maniera indipendente. Citavi la guerra in Ucraina, è stato per fortuna in questa guerra i giornalisti che si sono potuti accreditare sono stati moltissimi. Non è andata così negli ultimi conflitti. Il giornalismo di guerra da decenni è diventato un target, come tutti gli osservatori indipendenti, come le organizzazioni umanitarie, sono diventate un target degli eserciti, proprio perché il giornalismo che si esercita in maniera indipendente è un potere scomodo, serve appunto a raccogliere testimonianze, a raccogliere le verità sul campo in un momento in cui la guerra si sta ancora producendo, sta ancora avvenendo. Spesso il lavoro dei giornalisti precede di moltissimo quello delle corti internazionali, penso per esempio alle grandi inchieste che hanno fatto dei collettivi di giornalisti, penso al New York Times o alla Reuters su Bucha, forse diciamo uno degli eventi, dei luoghi più famosi di questa guerra, mentre entriamo appunto nel secondo anno del conflitto. I giornalisti sono arrivati stando sul campo per mesi e lavorando in squadra a raccogliere moltissime prove, moltissime testimonianze e a ricostruire quello che è successo in quella cittadina a nord-ovest di Kiev e addirittura di individuare i responsabili di quei massacri con i nomi, no, degli ufficiali dell'esercito russo che hanno occupato quel territorio, molto prima che lo ci vorranno degli anni probabilmente, perché la Corte Penale Internazionale, che pure ha mandato le sue squadre di investigatori sul campo, eppure i giornalisti appunto in qualche modo precedono, no? Il lavoro d'inchiesta. Per il G8 di Genova è stato simile, è stato qualcosa di molto simile. Se non ci fossero stati in quel caso il giornalismo era anche messo in discussione dagli attivisti, no? Gli attivisti accusavano una parte della stampa appunto di avere un rapporto troppo intimo col potere,
troppo di eccessiva intimità, di eccessiva promiscuità. E quindi alcuni di loro si dichiaravano media attivisti, no? Dicevano noi siamo i media, racconteremo noi, e quella forse è stata la prima grande manifestazione di massa che è stata ripresa in contemporanea da decine di telecamere, telecamerine, con tutti i mezzi appunto si è provato a autoraccontarsi. Eppure sono stati fondamentali anche in quel caso i giornalisti, soprattutto i cronisti, e quindi i giornalisti che stavano sul campo, che stavano per esempio fuori dalla scuola Diaz, nel momento in cui hanno cominciato a uscire le barelle con questi ragazzi insanguinati, con le ossa rotte, o tutti quelli che poi sono andati a cercare questi ragazzi in tutti i paesi d'Europa, dove dopo Bolzaneto molti di loro sono stati espulsi, e le testimonianze di questi ragazzi non erano state raccolte. Molti giornalisti hanno fatto appunto prima dei processi, i processi sono arrivati molti anni dopo, no? Ci sono voluti 10 anni per avere delle sentenze, e poi su alcune vicende, forse le più scottanti, penso a Piazza Limonda, all'omicidio Giuliani, non c'è neppure stato un processo, no? Quella vicenda è stata archiviata nel 2003, e quindi non c'è mai stato un processo su Piazza Limonda, eppure e invece è stato importante che i giornalisti conducessero e raccogliessero le testimonianze, e dai ragazzi che parlavano con i giornalisti, era da questi primi report che da subito è emerso che la violenza appunto delle forze dell'ordine verso quei manifestanti era stata efferata, diffusa, e aveva avuto appunto diversi episodi davvero insomma da dittatura, no? Messicana. Qualcuno delle stesse forze dell'ordine ha definito appunto episodi di macelleria messicana, evocando appunto altri tempi e altre forme di governo. E quindi io ecco, non credo che ci possa essere un altro modo di esercitare questo mestiere che non quello di avere una postura interrogativa verso il potere, che significa però anche verso se stessi, verso tutto quello che in fondo ciascuno di noi introietta, no? nel rapporto col potere, i nostri pregiudizi che continuamente agiscono, una lettura troppo semplicistica. È importante appunto, credo, sforzarsi il più possibile di ricostruire il mosaico della verità, con la consapevolezza appunto che spesso è un'impresa quasi impossibile. Si tratta di mettere insieme tante versioni di quella verità, e però appunto avere lo sguardo sempre fisso su chi esercita il potere, no? Non distogliere lo sguardo da questo credo che sia l'unico modo in fondo per esercitare questo mestiere, con spazi che però, e questo forse ci sarà modo di parlarne successivamente, sono sempre meno, no, per questo tipo di giornalismo. Ti posso chiedere una cosa rapida, visto che ci sono anche delle scolaresche, delle ragazze e dei ragazzi, Terzani diceva che il giornalismo va inteso come un servizio pubblico, e per lui era personalmente un modo di vivere, cioè proprio una missione, un modo di vivere. Tu perché hai scelto di fare la giornalista, e cosa ti ha portato lì? Magari anche gli eventi che hai vissuto, cioè, ti hanno convinto che valeva la pena impegnarsi, cioè, cosa ti ha portato su questa professione? È una storia abbastanza complicata, come racconto in Limoni. Io vengo da una famiglia in cui il mondo è sempre stato importante, diciamo, eravamo convinti che da soli non si può essere felici, e non c'è la possibilità, diciamo, di avere un orizzonte solo individuale, diciamo così. E quindi questa riflessione sul mondo c'è sempre stata nella mia vita, e però poi avevo preso anche altre strade, perché io ho studiato filosofia politica, perché appunto le dinamiche del potere in realtà mi sono sempre interessate, e mi ha sempre interessato come in tanti modi, per esempio il diritto sia stato un modo, no, di limitare sempre
il potere nella nostra civiltà. E però sicuramente appunto il 2001, quello che è successo a Genova, ha dato una spinta molto, molto forte alla mia decisione di abbandonare gli studi più accademici e quindi una riflessione più teorica sul potere, appunto sulla sovranità e sui suoi limiti, e invece stare nel mondo, avere anche diciamo un ruolo appunto, se vogliamo più pratico, no? Coinvolta direttamente. Di raccogliere appunto testimonianze, di essere sul posto, no? E di, come dicevi, appunto provare il più possibile a esercitare questa forma di limite al potere, di controllo al potere, però stando nel mondo. In quel momento è sembrato che fare altro non avesse senso. Io credo che a molti, insomma, della nostra, uso questa parola un po' pesante, brutta, che è generazione, però io credo che molti che hanno attraversato quelle strade in quel momento hanno avuto questa percezione che bisognasse in qualche modo tornare a occuparsi del mondo. Di lì a 2 mesi poi c'è stato l'11 settembre, l'invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq, quindi evidentemente insomma noi che eravamo cresciuti con l'idea che la storia fosse finita, ci siamo ritrovati invece dentro la storia, e allora l'idea era quella di avere più strumenti possibile, ma anche l'esperienza, cioè partire appunto dall'esperienza insieme con gli altri. Questo è un altro elemento, lo ribadisco, va sempre più di moda un modello di giornalismo individualista, no? E io credo che in realtà un vero giornalismo, un vero potere di controllo non sia possibile solo su base individuale, cioè c'è almeno bisogno di 2 collettivi, quello del giornale, che poi non ha più magari la forma della carta, ma altre forme, i podcast, i siti, e il collettivo più largo dei lettori, no? che insieme con i giornalisti in qualche modo costruiscono un interesse, no? Cioè appunto non ha senso come fare questo lavoro se non si ha un mandato in qualche modo. Walter, vengo a te. Tu sei nata a Milano, ma hai delle radici friulane, giusto? Sì. Perché tuo padre è nato a Buia, a 20 km qui da Udine, madre invece di origine veneta. I tuoi hanno lasciato le proprie regioni, il Friuli e il Veneto, proprio per questioni di sopravvivenza. Tua madre, se non sbaglio, perse tutto con l'alluvione del Polesine. I tuoi si sono conosciuti a Milano, tu sei nata a Milano e sei cresciuto in un'Italia in qualche modo che si stava risollevando, l'Italia del boom, l'Italia dove lo scontro ideologico era molto forte. Tu entri in fabbrica, se non sbaglio, correggimi, a 16 anni come operaio qualificato all'Alfa Romeo, siamo agli inizi degli anni 70. Allora ti volevo chiedere il tuo rapporto col potere, cioè così giovane tu ti ritrovi, tra l'altro in un decennio, sono gli anni di piombo, no? Quindi è un decennio terribile dove lo scontro sociale e politico è fortissimo, dove le ideologie sono in qualche modo determinanti, spaccano la società. E volevo sentire il tuo punto di vista, come poi dopo so che ti sei comunque affermata all'interno del sindacato, ma questo inizio di un giovane ragazzo che si trova all'interno di un contesto lavorativo, ma dove il potere in qualche modo esercita una grande pressione. Sì, buongiorno. Ma io sono figlio di immigrati che partono dai loro territori per cercare fortuna, insomma, e si incontrano a Milano, appunto, i miei genitori. Siamo in 4 figli, non potevo studiare perché non c'erano le risorse economiche che mi consentissero di farlo, quindi vado alla scuola professionale dell'Alfa Romeo e a 16 anni appunto vengo assunto all'Alfa Romeo al centro ricerche. Io volevo continuare a studiare, quindi lavoravo, studiavo la sera, mi sono prima diplomato e poi ho fatto architettura, mi sono laureato. E il mio rapporto con il potere è un rapporto che è conflittuale, ma nello stesso momento, proprio perché la stagione che ho vissuto negli anni 70, negli anni 80, non è stata solo una stagione
durissima dal punto di vista sociale per il terrorismo che attraversava la società. Da una parte il terrorismo che rivendicava la caduta del potere, appunto in questo caso le Brigate Rosse, con una penetrazione anche nel mondo operaio, e dall'altro un terrorismo nero che invece voleva mettere in discussione le radici democratiche del nostro paese, no? Io quando entro in fabbrica sono entrato in una stagione straordinaria dove era stato appena approvato lo Statuto dei diritti dei lavoratori. La Costituzione all'articolo 1 dice che è fondata sul lavoro, la nostra democrazia, e quindi il lavoro, il concetto di lavoro era un concetto per me molto alto, e non è un caso che entrando all'Alfa Romeo in una delle fabbriche un po' simbolo della conflittualità operaia e al centro ricerche, mi sono trovato un po' in una posizione anche privilegiata, nel senso che il mio lavoro era bellissimo, perché ho cominciato a lavorare negli anni 70 addirittura sui robot, già c'erano i computer e quindi ho subito cominciato a lavorare con tecnologie che davano una prospettiva di cambiamento radicale della società, e lo stimolo a studiare era legato al fatto che volevo capire di più, conoscere di più, quindi lavorare, studiare, lavorare in un posto molto bello e cominciare a capire le contraddizioni che stavano dentro il lavoro, perché io ero in una condizione, diciamo, straordinaria, il lavoro bellissimo, poi mi allontanavo un po', andavo a vedere le linee di produzione, c'era il lavoro alienato, il lavoro ripetitivo, diciamo, la fabbrica fordista con il lavoro ripetitivo e persone che nella catena di montaggio sapevano fare solo 3 o 4 movimenti, se li spostavi dalla loro posizione non erano più capaci di... Quindi da qui nasce una voglia e una volontà di impegnarmi per i diritti delle persone. Il sindacato è lo sbocco abbastanza naturale, ma io ho vissuto il sindacato come lavoratore che stava nel suo posto di lavoro, quindi ero delegato sindacale. Non ho mai avuto ruoli, diciamo, esterni o fuori dalla fabbrica, ecco. Ero nella fabbrica, rappresentavo il mio reparto e nello stesso momento, per quello che stavo facendo dal punto di vista dello studio, mi ha consentito di ipotizzare e pensare a un altro modo di lavorare, che non era solo quello alienante e ripetitivo. Spezzare la logica della catena di montaggio, quindi la logica di una organizzazione del lavoro alienante, era un po' il mio cruccio, e in questo per anni nel sindacato ho rappresentato quello che voleva cambiare l'organizzazione del lavoro per dare ai lavoratori il potere di decidere pur dentro regole che consentissero appunto alla produzione di essere realizzata, ma di essere loro protagonisti e non subalterni. Anche questo è il concetto di subalternità al potere che a me non è mai piaciuto. Detto questo, cosa succede? Che l'Alfa Romeo fa tantissime battaglie, conquistiamo diritti. Voglio dire che gli anni 70 non sono solo gli anni del terrorismo, ma voglio ricordare il divorzio, la battaglia per il divorzio, la battaglia per l'aborto, le battaglie per i diritti civili, per la casa, cioè sono stati anni nei quali le persone si sentivano protagoniste e, permettetemi, la conquista del potere, cioè la conquista di un potere democratico, rispettoso dei diritti umani e sociali, eccetera, era l'idea di fondo. Quindi non c'era, come dire, un'avversione al potere, ma l'idea era quella di prendere il potere, di diventare noi protagonisti e gestire la società in un modo diverso.
Beh, dentro questo crogiolo, diciamo, di esperienze, a un certo punto l'Alfa Romeo viene regalata alla Fiat sostanzialmente. La Fiat aveva un modello di lavoro ancora più autoritario e pochi anni prima della cessione dell'Alfa Romeo alla Fiat era successa la marcia dei 40.000, cioè la sconfitta, se vogliamo, del movimento operaio della Fiat e la riconquista del potere in modo pesante da parte dell'impresa, e quindi non più una mediazione, ma la totale gestione del potere nella fabbrica. Quando arriva l'Alfa Romeo, insomma, questo concetto non c'era nei lavoratori, c'era un concetto di progressività delle conquiste e non di autoritarismo. Tu perdevi i tuoi diritti quando entravi nei cancelli della fabbrica, tu rimanevi persona dentro la fabbrica. E cosa fa la Fiat? Comincia a fare un lavoro sistematico di demolizione della struttura di pensiero dei lavoratori dell'Alfa Romeo, che avevano tra i capi, i quadri, i tecnici, i dirigenti anche iscritti al sindacato, ma tantissimi. Quando dopo un anno di pressioni individuali, perché l'esercizio del potere da parte della Fiat è stato un esercizio in termini individuali. Ti garantisco la continuità professionale se tu dai le dimissioni dal sindacato. Se sei un quadro, un capo operaio, eccetera, non puoi essere iscritto al sindacato. Devi scegliere tra rappresentare l'azienda e quindi anche il potere dell'azienda, oppure se non vuoi scegliere di esercitare il potere dell'azienda, rimani iscritto al sindacato, ma ti degrado, perché nel momento in cui la Fiat prende l'Alfa Romeo, tenete conto 25.000 dipendenti c'erano all'Alfa Romeo, l'idea era quella di spostare le persone nelle fabbriche Fiat, quindi perdere la coesione sociale che era presente all'Alfa Romeo e in questo modo, se tu non accetti il mio ricatto, ti sposto a Torino, ti sposto in un'altra fabbrica, io il lavoro te lo continui ad averlo, solo che ti allontani di decine di chilometri, centinaia di chilometri dal tuo luogo di lavoro. Quindi un potere importante. Quando questa operazione dopo circa un anno e mezzo porta a dimezzare quasi complessivamente gli iscritti al sindacato, ma vi do un numero, da 500 iscritti tra i capi e i tecnici ne restano 13 di iscritti, io cosa faccio? Allora ero segretario della sezione del PC dell'Alfa Romeo, avevo poco più di 30 anni, giovanissimo, il PC aveva allora 1200 iscritti in fabbrica, comincio a raccogliere in un dossier le storie delle persone, quando sono stati chiamati dall'ufficio del personale, che cosa ti hanno chiesto e così via. Quindi comincio a costruire un dossier di persone che si fidano di me, io i loro nomi li conoscevo, le loro storie e così via. Intanto io continuavo il mio lavoro, nessuno mi aveva chiamato e arriva anche il mio turno, mi chiama la direzione del personale Fiat, mi offre, visto che mi stavo laureando, un posto di designer al centro stile, il mio stipendio diventava una cosa importante, però dovevo decidere se rimanere iscritto al sindacato, perché mi hanno detto tu devi scegliere se stare con l'azienda, se essere uomo dell'azienda o uomo iscritto al sindacato, iscritto, non sindacalista. A quel punto io mi sono trovato davanti a un bivio. Era chiaro, chiarissimo, che se il segretario della sezione del PC avesse ceduto a quel ricatto, avevano vinto.
E io cosa ho fatto? Forte del mio dossier che avevo raccolto, scrivo la mia storia, ne parlo col sindacato, ne parlo con il PC, che allora aveva in Parlamento un peso importante, e il PC decide di evidenziare questa questione, denuncia pubblicamente dopo un incontro con la Fiat, in questo incontro la Fiat nega chiaramente tutto, non è vero quello che dicono, che dice il vostro segretario, che dicono i testimoni che raccontano questa storia, e quindi si apre un conflitto pesante che verrà poi ripreso da Norberto Bobbio in prima pagina sulla Stampa, giornale della Fiat, nel quale sviluppa il suo ragionamento sul fatto che è legittimo che il profitto possa mettere in discussione la dignità e i diritti delle persone dentro il luogo di lavoro. Pone questo problema e Norberto Bobbio risponde che non è legittimo e che questa vicenda dentro la Fiat è una vicenda che contrasta evidentemente con la democrazia nel paese. Io mi espongo personalmente, la Fiat dopo una settimana fa finta di niente, nega e così via, poi mi denunciano per danni dovuti all'immagine, per alcune decine di miliardi, quindi questa denuncia civile, ma poi anche la denuncia penale. Voi potete immaginare come potevo essere in quel momento. Però io ero forte perché in 20 anni di lavoro circa avevo fatto una settimana di infortunio, quindi neanche malattia. Sempre presente sul lavoro, professionalmente inattaccabile. Io sapevo di essere tranquillo di fronte a a questa modalità di esercizio del potere da parte della Fiat e di Romiti in particolare, che negò tutto, anzi si spacciava come quello che parlava di etica e affari. Nella fabbrica passava il concetto invece di individualizzare sempre di più il rapporto con le persone, isolare uno dall'altro, rompere la solidarietà, che era quello che aveva caratterizzato la storia, no? La storia dei lavoratori nella fabbrica. Quindi forte di quello e poi del fatto che sulla mia vicenda scrive Norberto Bobbio, la curia milanese, il cardinale Martini si esprime e dice attenzione, in questa società dove si compra tutto la dignità delle persone non può essere comprata. Quindi si esprime un po' tutta la cultura italiana, parte un'inchiesta del Ministero del Lavoro, perché io lo dissi allora e lo ridico adesso, mentre raccoglievo le denunce e le testimonianze di quello che stava avvenendo nella fabbrica dei miei colleghi di lavoro, scopro che la Fiat, quando un lavoratore si faceva male in fabbrica, quindi un infortunio sul lavoro, invitava il lavoratore, dopo averlo medicato in infermeria, ad andare dal proprio medico e farsi dare la malattia. E quindi era un abuso importante, perché se tu abbassi il numero di infortuni non hai delle penali, cioè, ecco, ti presenti. Allora, la Fiat mi denunciò anche per questo. Poi l'inchiesta del Ministero del Lavoro, l'inchiesta della magistratura, Guariniello e così via, affermò che tutte le cose che avevo detto erano vere. Quindi partì a quel punto una trattativa sindacale, la Fiat firmò un accordo di ripristino dei diritti negati e così via. Quindi io dal punto di vista penale e civile non ho avuto nessuna conseguenza. Romiti si è salvato per l'amnistia, perché sugli infortuni sul lavoro, legge 300,
un'amnistia salvò Romiti da questa cosa. Poi Romiti è diventato il modello, diciamo, della cultura capitalistica, tra virgolette, moderna e profitto e così via, ma il quesito posto da Bobbio è tuttora attuale, secondo me, pensando a cosa è il lavoro oggi. Cioè, è possibile che si possa rinunciare alla propria dignità, umanità, perché la logica del profitto prevale su tutto? E quindi è legittimo che ci sia il caporalato del lavoro nero in agricoltura, in edilizia, nel lavoro. È legittimo che il lavoro sia stato degradato al punto tale che valga pochissimo e che dei diritti dei lavoratori oggi facciamo fatica a ragionare in questa società. Tu parli di logica. Tu giustamente parli di logica del profitto, e la logica del profitto, e arrivo a Simone, in realtà è alla base poi di quello che porta alla distruzione dell'ambiente, quindi al cambiamento climatico. Walter appunto parlava di denunce, di come il potere in un qualche modo viene a stritolarti, a bloccarti, a legarti le mani. Tu Simone hai sperimentato sulla tua pelle, no, questa mano lunga e pesante del potere, la stai sperimentando tuttora. Correggimi se sbaglio, per aver imbrattato l'ingresso del teatro alla Scala, la questura di Pavia, perché tu risiedi a Voghera, e Voghera è in provincia di Pavia, ha richiesto la sorveglianza speciale per pericolosità sociale. Quindi sei veramente un delinquente secondo la questura di Pavia. Invece il Tribunale di Milano ha detto no, non è pericoloso, questo cittadino italiano non è pericoloso. Ci spieghi un po', così come è successo a Walter, cosa hai provato nel vedere che il potere ti viene a cercare, e se lo stile è stato colpirne uno per colpirne 100. Ci spieghi un po' com'è andata questa situazione? Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie. Mi è piaciuta molto questa frase appunto di Norberto Bobbio, e la riprendo per il fatto che adesso ci stiamo chiedendo: è legittimo che il profitto addirittura vada ad intaccare la sopravvivenza delle persone, perché non stiamo più parlando solo di una vita dignitosa, ma stiamo parlando dell'esistenza della specie umana stessa, o comunque della possibilità di avere un futuro e di avere anche uno stesso presente, perché i morti a causa della crisi climatica, che non è cambiamento climatico ma è crisi climatica o collasso climatico ed ecologico, perché dobbiamo anche imparare a capirci, usare le parole giuste rispetto a quella che è una crisi epocale e che l'uomo non ha mai affrontato in questi termini. E appunto i morti li sta già facendo, e i danni sulla nostra economia banalmente, ma poi anche il peso sulle nostre vite lo sta già facendo sentire. Questo è il motivo per cui ci si muove, e Ultima Generazione è nata perché i governi non stavano facendo abbastanza di fronte a questo, non stavano facendo sostanzialmente nulla dopo 30 anni di conferenze internazionali sul clima. Nel momento in cui tutti gli altri metodi non riuscivano ad essere incisivi sulla politica, la disobbedienza civile non violenta diventa una necessità. E quindi è una cosa normale in realtà nella storia che le persone si muovano a ricercare il proprio bene, la propria sopravvivenza, e lo facciano senza pensare necessariamente a quali saranno le conseguenze. Nessuno, quando si è mosso per avere il pane nella rivoluzione francese, ha pensato che forse era meglio stare in casa perché avrebbe rischiato di essere messo in prigione.
probabilmente molti l'hanno fatto, però evidentemente la maggior parte della popolazione ha deciso di muoversi. È successo 1000 volte nella storia questo, e sta cominciando a succedere anche di fronte alla crisi climatica. Il fatto è che qui entra un po' in gioco il ruolo del giornalismo, dell'informazione, di quest'altro pilastro del potere, no? Che ci fa rimanere in una situazione di blocco psicologico collettivo, in cui la crisi climatica è qualcosa di talmente complesso, forse di non ancora abbastanza concreto, perché la maggior parte delle persone riesca a rendersi conto di quello che stiamo vivendo e riesca a individuare i responsabili di questo, perché il punto non è solo essere sensibili all'ambiente, le azioni quotidiane possono essere certamente delle cose importanti che ci fanno stare meglio, che ci fanno andare verso un cambiamento culturale che sicuramente serve, ma se noi spegniamo l'acqua quando ci laviamo i denti, mentre il nostro governo investe miliardi delle nostre tasse nei combustibili fossili e quindi nella causa principale della crisi climatica, allora il problema è politico, è collettivo, e quindi la crisi climatica appunto non ha una soluzione ambientalista, ma ha una soluzione collettiva. E qui entra in gioco il rapporto col potere, perché la disobbedienza civile deve essere qualcosa che muove la situazione politica, a partire in questo caso in una situazione in cui appunto c'è un blocco psicologico collettivo così grosso ad affrontare il problema, partendo proprio dal farne parlare. E questo è il motivo delle azioni, diciamo, eclatanti di ultima generazione, che ci hanno permesso di ottenere dei risultati molto ampi sulla copertura della crisi climatica sui giornali e sulle televisioni, e che puntano però a un cambiamento che è politico e sociale e ha a che fare con appunto il potere e come viene gestito. Anche in questo appunto la repressione è parte di questo percorso, e non è per la possibilità di prendere delle denunce, di avere dei processi che continueranno nei prossimi anni, che, come dicevo prima, ci si ferma di fronte al fatto che c'è un'ingiustizia profonda, che è un'ingiustizia legata al fatto che stanno togliendo il futuro a un'intera generazione, ma anche che oggi, adesso, ci sono delle persone che vedono le proprie case distrutte dagli effetti della crisi climatica, e quindi non si può stare fermi di fronte a questo, con un rapporto con il potere che è però diverso da quello che abbiamo visto in altre rivoluzioni, in altri sollevamenti nella storia, perché diciamo, per adesso la decisione e la prova, l'esperimento è stato quello di portare il conflitto con il potere in maniera non violenta, cosa che appunto nella storia c'è e che in questo momento in Italia abbiamo la possibilità di fare, perché c'è chi non ha questa scelta, c'è chi solo per esporre dei cartelli in altri paesi o per difendere la propria casa può essere messo in galera senza processo, può essere direttamente ucciso. Quindi non riesce a fare una valutazione sui metodi. Noi abbiamo ancora questa fortuna di poter essere qui a discutere davanti a decine di persone di cos'è più opportuno o meno fare. E nel frattempo l'Amazzonia viene distrutta e le persone vengono uccise per provare a difenderla, e nel mondo le grandi aziende continuano ad inquinare, continuano a investire nei combustibili fossili, protette dai governi e dai media. Quindi in Italia quello che succede è semplicemente che
appunto si prendono delle denunce, si prendono dei rischi legali nel portare all'attenzione pubblica il fatto che semplicemente l'Italia non stia rispettando degli accordi internazionali, non stia rispettando delle cose molto moderate che dicono il Papa, l'ONU e, e Confindustria, e che però rimangono comunque bloccate da una mentalità ancora strettamente legata al fossile e all'economia che ne deriva, al tipo di economia sfruttatrice che ne deriva. Quindi poi appunto c'è una grande serenità nell'affrontare quelle che sono le conseguenze legali di fronte a un futuro che si vede già in qualche modo distrutto dalle decisioni che vengono prese. Ti volevo chiedere, una parte di giornalisti vi chiamano ecoterroristi, ecovandali, ma voi non distruggete, non sfasciate vetrine, non date fuoco alle macchine. Io mi chiedo come mai quelli di ultima generazione, i carabinieri e i poliziotti li prendono subito, ma non beccano mai i black bloc. Come mai non riescono ad acchiappare mai i black bloc? Invece, vabbè, è molto più neanche facile. Neanche i tifosi, e neanche che i tifosi, spaccano. le tifoserie più, che sappiamo esserci anche insomma, la criminalità organizzata in alcune tifoserie. È Come molto più mai? facile con noi perché agiamo a volto scoperto e è parte dell'azione la repressione, il far vedere che per dei motivi giusti, per dei motivi condivisi a livello internazionale, per dei motivi che sarebbero ovvi, per delle richieste molto concrete, molto precise che stiamo chiedendo, non stiamo chiedendo domani la caduta del governo, stiamo chiedendo semplicemente di spostare alcuni miliardi in legge di bilancio che vadano dai fossili alle rinnovabili e agli adattamenti che dobbiamo fare per proteggere le nostre case dagli effetti disastrosi della crisi climatica. E quindi sì, è chiaro che è molto più facile vedere la repressione e questo è appunto una cosa ricercata, una di quelle cose che farebbe scandalo se fossimo in un paese normale probabilmente. E l'altra cosa è che bisogna anche vedere poi appunto il rapporto con il potere, come me l'aspettavo io, era molto più a blocchi, era molto più qualcosa in cui l'interno di un commissariato, di una questura, durante un fermo identificativo, io me l'ero immaginato quasi come il G8 di Genova, perché il mio riferimento era quello, era Bolzaneto. Io sono nato nel 2002, ho fatto le manifestazioni del 20 luglio 2001 nella pancia della mamma e, e sono nato con quest'idea. Quello che poi succede in realtà è che nello spirito della non violenza ti rapporti da umano, da persona, con la persona delle forze dell'ordine che ti tira su e che ti dà la denuncia, perché appunto ha sicuramente fatto una scelta che è diversa dalla mia ed è una scelta che io non farei mai, però rimane un individuo che sottostà nello stesso modo in cui sottosto io a questo sistema che ci sta portando alla morte e le persone appunto hanno il potere hanno il dovere di ritrovare il proprio potere in questo momento e opporsi in tutto quello che è loro possibile. E quindi anche un agente delle forze dell'ordine può decidere di non tirarmi su in quel momento perché capisce che stiamo facendo una cosa non solo giusta, ma che è per la sua stessa vita, per il suo uliveto in Puglia, dove c'è dentro il futuro dei suoi figli. E queste sono le conversazioni che avvengono sempre di più quando sei a stretto contatto con le forze dell'ordine, diciamo, in maniera involontaria. Ti chiedo una cosa, due cose veloci.
dopo che c'è stato il vostro blitz a Palazzo Vecchio a Firenze, il giorno dopo il sindaco Nardella a Rai News, se non sbaglio, ha detto le istanze di questi ragazzi sono condivisibili, cioè, le ragioni sono condivisibili, ma ci deve essere un altro modo per manifestare. Allora ti chiedo, c'è un altro modo o vi siete, come dire, anche un po' intrappolati da soli, nel senso che non riuscite a trovare un altro mezzo, un altro modo per richiamare l'attenzione o per scuotere l'opinione pubblica? Non esiste un modo perfetto e penso che quello che facciamo noi sia migliorabile come era migliorabile quello che facevano gli altri movimenti prima di noi. Il punto è che sta funzionando nell'attirare l'attenzione sul problema e questo è obiettivo. E quindi chiaramente non può funzionare da sola questa cosa, ci vogliono anche altre forme di mobilitazione e la discussione all'interno del movimento anche lì è sempre viva, è sempre attiva e lo è anche al di fuori sulle pagine dei giornali. Però quello che rispondo sempre è che dovrebbero essere proposti dei metodi alternativi, visto che quello che si propone è di nuovo diciamo, fare un partito politico o fare un movimento che fa manifestazioni autorizzate che sono esattamente le cose che sono state fatte negli ultimi 30 anni per l'ambiente, per la crisi climatica e non hanno portato a nessuna soluzione perché le emissioni globali hanno continuato a salire senza soluzione di continuità dal 92 a oggi. Tra l'altro quello che fate a me, almeno personalmente, non mi sconvolge quello di imbrattare gli edifici o altre cose, perché io mi ricordo che negli anni '80 le campagne degli animalisti contro le pellicce, perché la moda proponeva queste pellicce fatte chiaramente con gli animali e gli animalisti andavano a sversare ettolitri di vernice rossa nei negozi o sulle passerelle della moda proprio per richiamare l'attenzione, per cui cioè, come dire, quando c'è bisogno appunto di attirare l'attenzione effettivamente questo può essere un modo, anche se magari non particolarmente condivisibile. Ultima cosa veloce, sono andato a guardarmi chi sono i ministri dell'ambiente della Repubblica Italiana. Noi abbiamo una coscienza ambientale molto recente, perché sono andato a vedere il primo ministro dell'ambiente degli anni '80, governo Craxi, primo governo Craxi, e tra l'altro era un ministro dell'ecologia. Però sono andato a vedere i curricula di questi ministri, in realtà non ce n'è uno che abbia competenze scientifiche, Esatto. ambientali, tecniche, no? Se ti occupi di ecologia e di ambiente. Ce n'è stato solo uno che credo che è durato pochi mesi, era un certo, me lo sono segnato, Mario Pavan, un vero naturalista, un vero scienziato, un vero ricercatore. Io personalmente lo devo ringraziare, anche se non l'ho conosciuto, perché questo Mario Pavan fu fondamentale per far nascere le foreste casentinesi, tra Romagna e Toscana, dove io sto, un polmone verde dell'Italia, dove in cima c'è l'eremo di Camaldoli, dove c'è la foresta primordiale più bella d'Europa probabilmente. Grazie a questa persona ha detto no, quella parte di Appennino non la toccate, perché ci sono faggi che hanno 600, 700, 800 anni, probabilmente faggi che hanno conosciuto San Francesco, non lo so, però un pezzo d'Italia è stata salvata dalle competenze di questa persona qua. Vedere che oggi il ministro dell'ambiente è Gilberto Picchetto Fratin, di formazione commercialista, cosa ne pensi? Ma è perfettamente indicativo di quanto interessi al potere appunto di fare una vera transizione ecologica, anche già cambiando il nome del ministero, che appunto è tornato ad essere Ministero dell'Ambiente, quindi a non doversi occupare poi di quello che è ciò che comporta, no, la crisi climatica. Nel governo Draghi era diventato Ministero della Transizione Ecologica, con Cingolani che era un tecnico della Leonardo che costruiva armi, quindi di nuovo una grande incompetenza. Noi l'abbiamo incontrato a marzo 2022, dopo 11 giorni di sciopero della fame sotto il suo ministero, e abbiamo fatto un incontro pubblico in cui ha ampiamente ammesso
che l'Italia era in ritardo su tutti gli obiettivi europei per l'installazione di rinnovabili, ma che lui non sapeva cosa farci. E quindi c'è questo scaricabarile e, come dicevo prima, ci sono probabilmente anche le persone che individualmente sono preoccupate per la crisi climatica. Io non credo che Cingolani, per esempio, non abbia la minima idea di quello che sta succedendo, anzi più sei in alto nella scala del potere, più hai informazioni su questo e quindi probabilmente più sei preoccupato, però c'è un immobilismo di sistema che va smosso da fuori. Abbiamo parlato di impegno, no? Nel giornalismo, nel lavoro, nell'attivismo, nell'ambientalismo. Riparto da te, Annalisa. Vorrei fare un punto sulla salute della democrazia italiana. In questi miei ultimi anni sta crescendo il partito del non voto. Anche recentemente qui in Friuli ci sono state le elezioni regionali. L'affluenza è calata, non so se di 4 o 5 punti, comunque sta di fatto che meno della metà dei friulani aventi diritto al voto è andata a votare, quindi chi governa il Friuli oggi governa in qualche modo con una certa fragilità, perché è stato scelto da meno della metà delle persone che avevano diritto di votare. Abbiamo visto anche che nelle recenti elezioni nel Lazio, il 37%, qualcosa di simile alla regione dove provengo io, l'Emilia Romagna, quando nel 2014 la prima elezione di Bonaccini andò a votare il 37% delle persone, che per noi è stato un collasso, cioè proprio mentale, era inverosimile che gli emiliano-romagnoli, così no, sempre partecipi, non andassero più a votare. Questa rinuncia al voto, ti chiedo Annalisa, che è pure garantita dalla libertà costituzionale, cioè per fortuna non siamo obbligati a votare, per carità, però non è una rinuncia all'esercizio del potere, cioè secondo te è più una protesta delle persone o c'è proprio la rassegnazione? Sì, è un processo che è cominciato appunto molti anni fa e che ha a che fare proprio con la crisi della rappresentanza e la crisi di tutti quegli organismi appunto che avevano il sindacato, i partiti, che avevano proprio come compito quello di mediare appunto di portare gli interessi di gruppi dentro il potere e appunto con lo strumento del conflitto e del negoziato. All'epoca del G8 di Genova, in fondo quella piazza così vasta, così diversa, di persone che portavano istanze a volte anche contraddittorie, c'erano i più radicali, diciamo, c'erano i non violenti, come oggi Simone Ficicchia e Ultima Generazione. Era in fondo un grido. Si diceva, no, appunto, noi siamo voi G8, noi 6 miliardi, no? Era il grido appunto di una richiesta di contare, di poter avere un ruolo in effetti all'interno delle decisioni prese dai governi. E però non capiamo, diciamo, quello che c'è successo appunto singolarmente e collettivamente se non vediamo quale appunto che piega ha preso il potere, che piega hanno preso le forme appunto della rappresentanza e della democrazia. Evidentemente, per esempio, in quella fine degli anni 90 sono state fatte delle riforme del lavoro radicali che hanno proprio in questi giorni ho scritto, mi sono occupata sia del decreto Cutro, no, che restringe ancora di più il diritto d'asilo in questo paese, quindi delle leggi, diciamo, che si applicano ai non cittadini, agli stranieri e individuano nei non cittadini, negli stranieri dei nemici, addirittura appunto pensando che su queste vite possano essere sperimentati, no? Per esempio la detenzione amministrativa senza l'autorizzazione di un giudice, qualcosa che ci riporta indietro davvero di secoli nella nostra civiltà, e parallelamente il decreto lavoro, che di nuovo c'è sempre in questo paese questa doppia, ci pensavo appunto mentre
mentre ascoltavo gli altri parlare, c'è sempre, diciamo, questi tre poli in qualche modo in cui si sta sviluppando questa crisi, no? Cioè da una parte delle riforme del lavoro che di fatto appunto nel decreto lavoro si investe di nuovo sulla precarietà e sulla precarizzazione, si prova, diciamo, a produrre occupazione e a produrre benessere riducendo i diritti e ovviamente riducendo i diritti delle nuove generazioni, dei più giovani, ed è come se si continua, ed è qualcosa appunto che di fatto è in questa forma, in questo paese da 20 anni, appunto il primo pacchetto tregua è del 1997, che è andato di pari passo con la prima legge sull'immigrazione in Italia, che è la Turco-Napolitano, e che ha istituito per esempio i centri di permanenza per il rimpatrio, che oggi questo governo pensa, diciamo, di estendere con una appunto detenzione più massiccia, no? dei richiedenti asilo. Tra l'altro appunto voi avete un centro di permanenza per rimpatrio qui in Friuli Venezia Giulia, sono stati denunciati nel corso degli anni profondissime violazioni, e quindi è come se chi ha gestito il potere all'interno di quelle organizzazioni che invece quel potere lo dovevano usare come capacità di negoziato, appunto negoziare, no? Gli interessi dei cittadini, ma anche pensando al futuro, no? Delle nuove generazioni, avessero completamente rinunciato a questa capacità, da una parte di conflitto, ci veniva raccontato, non è mai pacifico, c'è sempre, diciamo, un conflitto che va messo in campo con il potere, con tutte le conseguenze sul piano individuale e sul piano collettivo che questo comporta, e per altro verso però una capacità negoziale per allargare appunto i diritti. Invece è come se negli ultimi 20 anni si fosse scelta la strada del presente, di un eterno presente. Lo evocavi un po' all'inizio, come ha a che fare appunto col discorso del lavoro, ma anche con la questione ambientale, ma anche appunto con i diritti, no, di chi appunto non è cittadino, per esempio, o pensavo alla condizione femminile in questo paese, alla condizione completamente squilibrata delle donne in questo paese. Il 50% delle donne italiane non lavorano, no? Questo diciamo, ci dovrebbe far saltare sulla sedia, e invece appunto in una specie di eterno presente continuiamo, dicevi, il ministro dell'ambiente non è competente, ma non è soltanto una questione di competenza, in qualche modo l'assenza di politiche basate su studi, no? E su dati e su studi di impatto è una caratteristica che ritroviamo nel corso di questi 20 anni, e ha molto a che fare con la perdita totale di capacità appunto negoziale e lo svuotamento di tutti quei luoghi che servivano al conflitto e che servivano appunto al negoziato, a tutte e due le cose. Per cui appunto, nonostante degli studi importanti abbiano dimostrato che investire sulla precarizzazione del lavoro, insistere sulla flessibilità non crea né occupazione, siamo il paese con i salari più bassi, siamo il paese con la crescita demografica più bassa. Tutto questo ci dovrebbe interrogare e ha a che fare, produce come sintomo, come epifenomeno tra tanti, la perdita della fiducia e quindi il fatto di disertare anche le urne. Sicuramente poi ci sono state campagne di corruzione, campagne populiste, no? Che hanno estremizzato questa distanza che si è creata tra la classe dirigente, chi appunto aveva il potere e la maggior parte dei cittadini. Tuttavia credo che la vera questione, il vero nocciolo della questione sia proprio la sensazione, il sentimento diffuso che la propria voce non conta. E che, ripeto, non ci sono più luoghi dove le generazioni per esempio si incontrano.
quando ho scritto Limoni, una cosa che mi ha colpito e che non mi aspettavo quando appunto ho fatto questo podcast sul G8 di Genova è che moltissimi ragazzi dell'età di Simone, che ancora non erano nati durante il G8 di Genova, mi hanno cercato. Perché mi hanno detto: noi non sapevamo quello che era successo a Genova nel 2001. E allora questo mi ha fatto molto riflettere, perché non ci sono luoghi in cui anche le storie dei conflitti e anche le storie dei negoziati in qualche modo vengono trasmesse, luoghi in cui le generazioni appunto facciano un patto per il futuro, no? Abbiamo avuto delle classi dirigenti che e ancora oggi li abbiamo, che appartengono un po' a quella generazione di boomer, di nati appunto dopo la guerra, soprattutto uomini, che non hanno pensato a chi veniva dopo. Non hanno pensato a ridistribuire quel potere e quel benessere, hanno pensato a erodere quel potere e quel benessere, a vivere in un eterno presente, e ora in qualche modo non solo la terra ci sta chiedendo il conto, ma stanno esplodendo moltissimi conflitti a tanti livelli, e quindi credo che in fondo solo se abbracciamo un punto di vista un po' più radicale, quello che le femministe chiamano intersezionalità, no? Cioè soltanto se vediamo i diversi conflitti che ci troviamo di fronte tutti insieme, c'è una questione che riguarda il futuro, la possibilità di futuro, che riguarda ovviamente soprattutto le ultime generazioni, le nuove generazioni, ma in fondo diciamo dovrebbe interrogarci, perché senza questa capacità di futuro è la terra che è finita, ma siamo noi esseri umani che siamo finiti, ecco. Allora, noi abbiamo un timer che proprio ci condanna a... abbiamo ancora un minuto, però voglio fare... appunto, lascio la parola a te un attimo, Walter, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che stavi dicendo. Volevo aggiungere questo, che è cambiato completamente il nostro modello di relazioni. Attenzione che la rete, questo strumento che abbiamo tutti in mano, ha cambiato completamente il concetto e l'idea di partecipazione. Siamo tutti follower oggi. Però la cosa che a me lascia abbastanza stordito è il fatto che in Italia, ma non solo in Italia, abbiamo una rete di associazioni diffusissima, di partecipazione, di solidarietà che si è espressa, voglio dire, durante il lockdown abbiamo visto scatenarsi, no, forme di solidarietà le più diverse, e poi finita quella fase di emergenza siamo tornati ognuno alla propria individualità. Quindi la chiave di volta sta qui, secondo me, il fatto che questo strumento ci illude di essere partecipi, la rete delle associazioni svolge un'attività puntuale, specifica, e si è perso il punto di vista generale. I principi democratici non fanno più parte del nostro modo di essere protagonisti nella società. Voglio dire, solo applicare la Costituzione nei primi articoli è una rivoluzione straordinaria, no? E quindi un'idea di conquista progressiva, di diritti, di partecipazione verso una società che cambia, migliorando le condizioni delle persone, non solo individualmente ma collettivamente. Dentro qui c'è tutta la crisi della democrazia, e anche il fatto che sulla crisi climatica ci sia necessità, voglio dire, io mi sono formato leggendo il Club di Roma, cioè all'inizio degli anni 70 si parlava già di quello che stava accadendo nel pianeta, eppure ci sono voluti 50 anni per rendersene conto, no? Allora, il tema è proprio questo, riuscire ad andare oltre il gesto individuale, trovare le forme di rete collettiva nella rivendicazione dei diritti, la riscoperta addirittura forse di forme
di solidarietà, mutualità, cooperazione che hanno costituito la chiave di volta per il movimento operaio 2 secoli fa, per le persone di trovare, no, nella propria realtà forme di crescita e di emancipazione collettiva. Cioè, dobbiamo riscoprire quelle forme perché altrimenti l'illusione, no, di partecipare attraverso la rete ci porta sempre di più ad essere emarginati e a distruggere completamente l'idea di democrazia. Una domanda. Chiudo con una domanda a Simone, una domanda ispirata da un librino bellissimo scritto da Paolo Villaggio, che noi ricordiamo solo come Fantozzi, ma in realtà è stato un raffinatissimo indagatore della società e dei costumi italiani. È uscito qualche anno fa, si intitola L'uguaglianza, pubblicato dalle edizioni di Comunità, che sono la casa editrice fondata da Adriano Olivetti, per intenderci. In quel librino Paolo Villaggio si chiede: questa società è giusta o non è giusta? E dice: se avessi il potere straordinario e terribile di governare per un momento il paese, vorrei dare a tutti i cittadini una sola cosa, l'uguaglianza. Se tu avessi questo potere, cosa faresti? Io sono molto più concreto: in questo momento, se avessi il potere, toglierei i sussidi pubblici ai combustibili fossili, perché questo, in questo momento storico, è la partenza per cambiare la società. E aggiungo 30 secondi rispetto alla questione del voto. Per me può essere un indicatore positivo del fatto che la maggior parte delle persone, soprattutto giovani, non si riconoscono in questa democrazia rappresentativa, e quindi un primo passo per il cambiamento, però non vedo in questo momento l'alternativa, cioè non voto ma che cosa faccio? E quindi se questo non votare è dovuto a una percezione di non riuscire a far sentire la propria voce, troviamo il modo di far sentire la nostra voce con tutti i mezzi che abbiamo. Ci fermiamo qua, ringraziamo i nostri ospiti e a presto.